Daniela Marzullo, sindaco di Casier, molto breve, e poi un ultimo intervento in fondo e chiudiamo. Dunque, l'articolo più interessante e inquietante è quello non scritto, dove si parla della struttura finanziaria. Allora, io come sindaco di Casier parto del Sile, con una città capoluogo che è Treviso, che si defila spesso sui ruoli, è l'atteggiamento molto pragmatico di un sindaco che è titolare di quella splendida passerella dei Burci che noi abbiamo visto anche nell'immagine, che ha bisogno di manutenzione, rispetto alla quale situazione emerge che il Parco del Sile non ha fondi se non per mantenere la struttura, anzi a stento per farlo. Allora la prima domanda è: ha senso una struttura che ha l'unica risorsa serve esclusivamente al proprio mantenimento, alla propria sopravvivenza, e che non riesce a fare sul territorio alcun tipo di attività, e che per i condizionamenti, i vincoli, i problemi che ha avuto dal punto di vista della gestione non riesce a spendere a tutt'oggi i 3.500.000 euro che sono destinati alla Greenway ai comuni di Casale, Quarto d'Alpino, Roncade, eccetera. Questa è la realtà, consigliere Sartorato. 600.000 euro di intervento strutturale sulla passerella dei Burci. Mi sono sentita chiedere dal Presidente come pensava il Comune di Casier di risolverla. Allora, secondo me, un grande tema da inserire è anche quello, io ho visto alcuni accenni, rispetto alla gestione economico-finanziaria. Il parco, è un'entità intera e coordinata rispetto alla quale le peculiarità esistenti all'interno del territorio non possono essere legate ai confini territoriali dei singoli comuni. Quindi dal punto di vista di gestione, mantenimento, funzionalità, eccetera. Poi c'è un altro tema fondamentale su cui secondo me bisognerebbe puntare. Qual è il senso del parco, che ha vissuto spesso dai cittadini, lo sappiamo, come una specie di spada di Damocle per le competenze urbanistiche, un ente vessatorio nei confronti dei cittadini, spesso anche dei comuni, per quella sovrapposizione che si diceva di norme e quant'altro. La questione è allora che, per esempio, la promozione turistica dovrebbe essere uno degli elementi importanti da sostenere anche dal punto di vista economico. Nella mia esperienza l'abbiamo vista sviluppare molto più teoricamente e formalmente che poi non nella pratica quotidiana. Allora, grandi lanci di grandi iniziative che poi concretamente non si sono viste. Allora, siccome crediamo davvero che siano queste realtà una risorsa straordinaria, voglio dire, Parco del Sile, Parco del Delta, i colli, eccetera, noi siamo, se posso spendere in questo senso, il più lungo fiume di risorgiva d'Europa, portiamo direttamente in laguna, questo diventa per tutti i comuni che insistono sull'asta una risorsa straordinaria in termini di richiamo di attività. E io vi posso dire che abbiamo una realtà che è quella delle houseboat, che sono un po' un modello centro e nord Europa, per cui nella piazza di Casier girano turisti francesi piuttosto che tedeschi, eccetera. Quindi c'è una grossa potenzialità di questo turismo lento, che non è affatto lento, che non è affatto minore, ma su cui molto si dovrebbe insistere. Grazie Daniela. Allora...